quelli non è nemmeno un mese che sono qui, ma si sono già fatti conoscere. Pare che la signora sia un po' di conseguenza. Insomma, anche stanotte è successa una baracca. Pare che il marito abbia fatto finta di partire. E ci ha trovato? No, non ce l'ha trovato. Pare che l'amico abbia trovato il tempo di scappare. Io ho saputo tutto dalla Natalina, che ci sta proprio lì porta a porta e che ha sentito tutto, sì. Si dice che nella fretta l'amico si sia dimenticato qualcosa di suo, portandosi via per sbaglio qualcosa del marito. Oh, vado qua, avete chi viene? No, Assunta, vado io, tanto lo sa. Grazie, buongiorno, Esa Brigida, buongiorno. Quella lì almeno sa sempre tutto. Sì, è qui, si accomodi, venga, si accomodi. Assunta, c'è quella che... avanti. Accomodi. Buongiorno. Ecco, io sarei... No, non sono io che cerco la donna, io sono una vicina, ecco. La padrona è lei. Padrona. Ci mancherebbe. Ma quando una donna sta in una casa per 40 anni, chi comanda, chi fa? È lei. Vabbè, insomma che siete quella che... Sì, precisamente. Sì, ma dico come mensile, noi altri ci dai 20.000, no... Oh, la paga 12, signora, sì. Bene. Sono stata cameriera 5 anni al Mediterraneo, sì, È stata pure negli alberghi. Ma si accomodi, si sieda, vero Assunta? Si accomodi. Si accomodi. Grazie. Oh, mica che ne abbia girati tanti, anzi. Ultimamente però ero in una famiglia da infarmacista in Corso Dogali. In Corso Dogali? Sì. Ci sono stata pure io di casa in Corso Dogali, sì, al numero 34. E perché se n'è andata? No, non è che me ne sono andata. Mi hanno mandato via perché ho dato un pugno sul naso al signorino. Sì, perché siamo serve, credono che... Un pugno sul naso? Sì. Io ho un fratello che fa la box e qualche cosa mi ha insegnato. Adesso fa la lotta giapponese. Ho già imparato 2 o 3 colpi che... Assunta, mi pare che abbia dei buoni requisiti. E per cosa? C'è mica qualche signorino? No, perché te che anzi quello che è qui è tanto bravo. Il vecchio! Ma no, che esagera, andiamo. Oddio, si capisce vedovo e le donne ancora. Tanto che qui dentro una donna non ci resiste. Ma no. Sì, Assunta, ma è meglio che sappia come stanno le cose. Ma io non mi impressiono certamente. Avviso avanti però. A prima volta che usa sardesse, perché vede, con gli uomini ce l'ho un po' con tutti, ma con i vedovi poi c'ho un debole. E perché? È un articolo che... Per mia disgrazia è un articolo che conosco molto bene. Vedovi, uno l'ho mandato 15 giorni all'ambulanza e l'altro... Assunta, mi pare che abbia ben di requisiti. Beh, insomma, quando è che poi riesci a pigliare servizio? Ecco, sabato sera mi finiscono gli 8 giorni. Va giusto bene. E allora domenica, Domenica. Va bene, sì, perché domenica aspettiamo gente, sì. Ad venire con la signorina, con sua zia, a conoscere qui la famiglia, sì. E anzi, a dire la verità, sono un po' preoccupata. Perché, signora? Perché pare che si tratti di gente un po'... giusto a proposito, il tè lo sapete fare? Signora, 5 anni al Mediterraneo, so fare di tutto, Sarò magari una di quelle donne che si lascia un po' andare nel parlare, ma poi, insomma, che mi proverà, Sì. E il nome? Carlottin. Certo che suona meglio Carlotta. Venga domenica, signora? Vado anch'io, Arrivederci, pensi che ho ancora da fare i letti. Mio marito? Ma che ci sta a fare a casa? E poi? Ancora che poi, a quella di casa tua, sempre in giro a fare gli sforzi, che vieni a casa! Nemmeno il tempo di respirare mi lascia. Allora domenica, signora, Arrivederci. Sono proprio contenta. Sì, io sto a Pianterino, così lei un giorno mi viene a trovare e mi racconta la storia del vedovo, no? Ed eccola lì, che la so bello che fate amicizia.
rosso. Ciao. 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 Momento ti. Ho aspettato anzi a salire perché immaginavo che stamattina ti sei sistemato in letto più del solito, eh? Stanotte siamo tornati a casa abbastanza tardi, vero? Ah sì? Sei venuto a casa tardi? Tu? Tu. 11. Qualche cosa di più? 11, ma... Qualche cosa di più? Mezzanotte no. E infatti mezzanotte no, perché erano le 3. Ero nella mia camera a fare dei conti e t'ho sentito. E allora cosa mi racconti? Pippo, veramente non volevo dirti niente. Ah, no, Non volevo dirti niente, ma vedi che sono sincero e te lo dico. E allora? Se hai sentito, te lo dico. Ho sentito. Dunque, che ero con degli amici. Sì. Persone serie, tutte persone serie. Ce n'è uno che ha una barba nera così e quello lì non ride mai, puoi dire tutto quello che vuoi, quello lì non c'è pericolo che... Non ride. Una barba simile, lunga così? Non ride. Non ride sicuro. Non ride, perché? Ma scusa. Quelli con la barba non possono ridere. Ma per una barba simile? Non l'ho mai vista a Genova girare un individuo con una barba così. Ma se no un giorno te lo porto a colazione. Sarai curioso di vederlo. Ebbene? Ebbene? Tutte persone serie. Sì. Ce n'è uno che ha 2 ragazzi e una ragazza. Ce n'è un altro, tutta gente che ha moglie. Ce n'è un altro che ha 2 ragazzi, anche lui, che ce n'è uno anzi che ha dei capelli rossi, e quello lì è una cosa che proprio non la capiscono perché sono tutti e 2 di capelli neri, e lui il ragazzo ha dei capelli rossi, e allora ogni tanto dicono come mai quello lì ha dei capelli rossi? Allora, lascia perdere, vai avanti. No, faccio per darti in particolare. E insomma che eravamo lì al caffè centrale. Sì. Eravamo lì al caffè centrale. Eravamo lì al caffè centrale, tanto per far venire l'ora per venirsene a nonno. Sì. E si giocava a scopa con le carte. Con le carte? Sì. A scopa si gioca con le carte, no? Come vuoi giocare alla scopa? Con le carte. Ecco, e dunque? E noi si giocava con le carte. Va bene, avanti. Tutto di colpo? Sì? Si giocavamo anzi una birra, una mezza birra. Mezza. Mezza, perché noi. Mezza birra bionda, Io preferisco la birra bionda. Ci sono di quelli che preferiscono la birra scura, io preferisco la birra bionda. Vai avanti, che è Preferisco meglio. la birra bionda, non so perché mi piace più la birra bionda. Poi al centrale la birra bionda ce l'hanno buona. Sì, Un sì. giorno se ci porta te lo offro io. la birra No, non bionda. è caso, vai avanti, prosegui. Tutto di colpo un certo pescetto che era con noi, Sì. che sta di casa a San Fruttuoso, sotto cima di casa, sulla terrazza. E te con tanta la terrazza, cos'è che sta a C'ha terrazza? la terrazza. Beh, non mi interessa. Sulla terrazza c'è dei vasi. Messica dei vasi? No, per dire i particolari. No, C'è no, dei vasi che non sono vasi, sono cascette. Ma fai avanti. Cascette di legno perché è suo cognato